studio scientifico la morte non esisterebbe. Ci sono tante teorie, chi di noi ha paura, parliamoci chiaro, della morte, tutti quanti credo, pure io, tutti quanti a dire dove andremo, paradiso, inferno, purgatorio, quindi abbiamo sempre paura la maggior parte, quindi nessuno veramente è tornato indietro e giustamente ha detto vedete che è così così, quindi ci sono tante ipotesi, tante cose, chi ha fede diciamo crede che andrà in paradiso, chi sarà stato cattivo andrà nell'inferno, però secondo la scienza in effetti la morte non esisterebbe, perché in effetti la nostra coscienza vive per sempre, in effetti anche dopo la morte la nostra coscienza vive al di fuori del nostro corpo. Quindi loro fanno una serie di ipotesi che ci sono mondi paralleli, oppure che la vita si può ripetere in un universo parallelo, cioè mentre qui siete morti in un altro mondo invece siete vivi, continua la vita. Quindi ci sono varie teorie. Diciamo che molti scienziati, di cui uno in particolare Lanza, dice che il nostro corpo è solamente come un decoder, cioè c'ha questo segnale che sarebbe la nostra coscienza e quindi noi percepiamo lo spazio e il tempo grazie al nostro corpo, e invece al di fuori di questo corpo lo spazio e il tempo non ci sono, cioè non esistono in effetti. Noi percepiamo lo spazio e il tempo per via del corpo, ma una volta che avremo perso il corpo, lo spazio e il tempo cessano di esistere, perlomeno per noi, quelli che diciamo vanno via. Lanza è un esperto nel settore della medicina rigenerativa e non è diciamo una persona stolta, anzi è uno dei 3 scienziati più famosi al mondo, quindi ha studiato questo biocentrismo come lo chiama lui, quindi in effetti la vita e la coscienza sono elementi fondamentali per l'universo, che in sostanza esso è creato dalla coscienza stessa, come lui dice, quindi ci porta a dire che la vita l'abbiamo creata in effetti noi con la nostra coscienza, quindi in effetti noi viviamo per sempre in mondi paralleli, oppure la nostra coscienza si ritorna a, diciamo, tipo come una reincarnazione all'infinito a vivere. Quindi poi ognuno giustamente crede a quello che vuole. Lui crede molto che la nostra coscienza, l'anima, come la vogliamo chiamare, vive per sempre, non è una cosa che ci sta il ciao. Sì, sì, loro dicono che in effetti l'anima è immortale, cioè non muore. Però non dicono che esiste paradiso, inferno, no, dicono solamente che la vita va sempre avanti. Ci sono tante teorie, questo è un argomento che potremmo parlare giorni e giorni, quindi la scienza la interpreta in questo modo, mentre la religione giustamente dice dopo la morte andrai in paradiso, sarai giudicato, quindi l'argomento è vastissimo poi. La scienza invece, l'anima non esiste, e perché poi Anna, dimmi, vuoi spiegare magari il motivo? Quindi in effetti diciamo che il nostro corpo, secondo Lanza, questo scienziato dice che è come un decoder di corpo, cioè l'anima entra in questo corpo e quindi fa vivere questo guscio come lo chiama lui. Poi una volta morto la coscienza va nell'universo e quindi può ritornare a vivere un'altra volta, oppure in un mondo parallelo a questo, se qua siamo morti ma in un altro mondo parallelo sei vivo. Quindi sono tante ipotesi che lui porta, però non porta mai giustamente o del paradiso o dell'inferno, quindi qua si parla a livello scientifico, quindi loro ammettono più un tipo di... Sì, lo so, chi ateo non crede, sì, ammettono
più un tipo di reincarnazione che nemmeno il paradiso o inferno. Quindi diciamo che sì, però anche così sarebbe inutile, guarda Anna, cioè vivere a che serve, a che serve in effetti? Nasci, vivi, muori, poi finisce, non avrebbe senso, capisci? Cioè la vita fatta così, se sarebbe veramente così, perché poi ripeto, qua nessuno lo sa, ma se sarebbe così sarebbe una cosa inutile, cioè vivere per che cosa? Per morire e poi finisce qua. Cioè io credo che ci deve stare per forza qualche cosa che, che forse non abbiamo capito, non abbiamo fatto. È come il bruco della farfalla, hai presente, no? Tu vedi il bruco muore e poi nasce la farfalla, quindi la morte non è sempre la fine, perché il bruco muore, però la farfalla continua, quindi possiamo anche dire che il nostro corpo è come il bruco, quindi finita questa vita ne incomincia un'altra. Non lo so, questo lo so che gli animali sono vivi, anche su questo, però guarda, io tanto tempo fa ho fatto un articolo su questo, no? Che volevano pesare l'anima umana. Uno scienziato, non ricordo il nome, dico lo scienziato, faccio prima, pesava le persone che stavano in punta di morte. E da qui uscì anche quel famoso film 21 grammi che sarebbe l'anima, il peso dell'anima. Allora, quando moriva una persona, automaticamente perdeva 21 grammi. E quindi questo scienziato affermava che quei 21 grammi erano l'anima. Ha fatto lo stesso esperimento sugli animali e gli animali nel momento del decesso non hanno perso nulla, sono rimasti come erano, cioè se erano 30 kg, 30 kg erano, cioè non perdono, quindi questo tutti gli uomini che sono stati messi, diciamo che stavano in punto di morte, hanno fatto questo tipo di purtroppo macabra, diciamo così, di esperimento e tutti quanti in punta di morte hanno perso questi famosi 21 grammi, che non è acqua, non è nulla, quindi... ma non lo so, ti dico una bugia, Anna, perché in paradiso non credo che... Però può darsi pure che gli animali abbiano un'anima, non ti dico, non posso dire nulla per certo, però fatto sta che l'uomo, se è come dici tu che non ci sta più nulla, una vita senza senso, cioè cresci, fai figli, cose, che senso ha? Quindi una volta che è finito, finisce, buonanotte. È una vita che non serve a nulla al finale. Quindi, perlomeno da questo punto di vista, sarebbe proprio inutile proprio, voglio dire io. Giustamente la religione poi ha fatto tutti quanti. Io a volte credo che la religione, in effetti, credo nel creatore come in Gesù, credo. Credo anche che la Chiesa abbia ingigantito, cioè messo qualcosa di suo, diciamo, nelle cose sue per farci un guadagno. Però al finale un creatore ci deve stare, perché alla fine rifletti, no? Il Big Bang, poi guarda, guarda, manca a farlo apposta, arriva la vita, arriva l'uomo, arriva tutto, se non ci sta nulla fuori, no? La vita non può, è come un vaso, no? Se io non ci metto il seme, rimarrà sempre vuoto, quindi qualcosa qualcuno ce l'ha dovuto mettere, non è che da nulla non nasce nulla. Sì, hai ragione, sono tutte supposizioni. So che la Bibbia dice che quando si muore si va in letargo e poi quando sarà il momento Dio giudicherà le anime di tutti quanti. Questo lo so pure io. Quindi in effetti questo è il problema. Questo è un argomento, perciò ho detto vastissimo. Questo è solo un video di questo scienziato che afferma che la nostra anima vive per sempre. E questo in ambito scientifico, non in ambito religioso. Quindi su questo argomento potremmo fare milioni e milioni di esempi, quindi sarebbe una cosa impossibile da dire. La scienza ultimamente si è sbilanciata più sulla reincarnazione, diciamo in questo senso qui, di un'anima che
vive per sempre, e quindi certo non c'è prova, no, no, qua si parla di supposizioni sempre. Sì, lo so, lo scienziato Atia mi dice la stessa cosa che dici tu, che io ti dico una cosa, io tempo fa ho conosciuto, se ti ricordi, quella famosa scienziata Margherita Hack, quella, diciamo, quella signora molto brava, stava qui a Salerno per un convegno. Questa qui è Atia, quindi Margherita Hack la conoscete tutti ragazzi, è morta che saranno 2 anni, non mi ricordo bene, e mi disse che noi siamo molecole. Quindi ricorda ancora come, perché la prima domanda che gli ho fatto una cosa veloce e mi disse che l'uomo è fatto, quindi lei ha sempre affermato che dopo la vita non c'è nulla. L'ho trovata fuggendo che andava con dei guardie del corpo e ho fatto questa domanda al volo e lei si fermò tutta parlando il suo scano che l'ha sempre contraddistinto e dice che noi siamo tutte molecole, quindi non c'è nulla, come parlava lei, quindi una cosa guardi e fuggi come la dico io. Stava qui a Salerno e doveva andare a fare un convegno, l'ho trovata su un autogrill e ho visto tutte queste persone intorno, mi sono incuriosito per capire chi era, perché vedere una macchina bene con altre due o tre e poi tutto intorno ho detto qualcuno di importante ci deve stare, infatti era questa scienziata. E mi sono avvicinato e gli ho fatto questa domanda da lontano però, e quella mi ha risposto così, siamo tutte molecole, non c'è più nulla dopo, come diceva lei, quindi uno scienziato ateo mi rispondeva uguale come hai detto tu, questo lo so benissimo. Però questo Robert Lanza, anche se è diventato il terzo scienziato al mondo, quindi lui afferma che potrebbe, non è che lui ha vinto, lui dice forse potrebbe essere tipo come una coscienza che vive all'infinito, in mondi paralleli, oppure che si reincarna di nuovo, cioè che l'anima una volta finita questa vita ne ricomincia un'altra e così via. Sono sempre ipotesi e qua non ci sta nulla di segreto perché come abbiamo detto qua nessuno torna indietro. Quindi ragazzi, l'argomento è vastissimo, posso stare giorni e giorni, però è giusto per fare una chiacchierata, due commenti, così così e via. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Abbiamo perso 10 minuti, anzi 13 minuti, un argomento che pure a me io vorrei capire sempre che cosa ci sta dopo, però come sempre. Scusami una cosa, Anni, allora ti voglio fare un esempio piccolino, no? Quando a volte capita che le persone vedono un anime, tu cosa credi, cosa sia? Cioè una risposta veloce voglio da voi. Cioè, partiamo, togliamo questo argomento di mezzo, no? Molte persone affermano di aver visto un'anima oppure un demone oppure un'entità. Secondo voi tutte queste entità, fantasmi come le ghost, poltergeist, come li volete chiamare voi in tutte le maniere, cosa sono? Suggestione, Anna? È possibile che tante persone hanno questa suggestione? Non credo perché a parte vedi gli esorcisti ad esempio che combattono contro il demonio in effetti delle persone che hanno una possessione diabolica. È vero che il 90% sono persone disturbate psicologicamente, ma è anche vero che come padre Gabriele Amort diceva solo il 10% è realmente posseduto, mentre il 90% ha problemi. Quindi pure questa entità malvagia, chiamiamola così, cosa potrebbe essere? Cioè, quindi se esiste il male esiste pure il bene. Quindi in automatico se esiste Dio esiste pure il diavolo, quindi è tutto un collegamento. E Anna, ma tutti avranno problemi mentali, voglio dire io. Sì, ma allora Eufrase ci sono, allora se ci deve stare anche l'angelo. Se ci sta l'angelo ci sta Dio e via di seguito. E quindi si presuppone che l'uomo abbia un'anima allora a questo punto. Cioè, è tutta una catena che ti dita poi. Quindi se si afferma che ci sta un demone, si afferma che esiste il male. Se esiste il male esiste Lucifero, se esiste Lucifero c'è Dio.
automaticamente esistendo Dio esiste anche l'anima. Cosa servirebbe un Dio se poi non avremo un'anima noi? Stiamo sempre lì un casino ragazzi, quindi non è una cosa facile come fare un dettato a scuola, una cosa, quindi se si può suppone una cosa, poi vedi, ne scaturiscono tante cose. Lo so Anna che Dio, gli atei credono che ne esiste né uno né l'altro, questo è convintissimo. Partiamo da questo. Ecco, ma quella è la cosa che io sto dicendo, che la materia, cioè la coscienza, come la vogliamo chiamare, l'anima, la coscienza, poi questo scienziato l'ha chiamata la coscienza, non l'ha chiamata anima. Ha detto la coscienza vive in eterno. Quindi al di fuori del nostro corpo non muore, rimane l'universo, lui la chiama un'energia, diciamo così. Lui la chiama neanche in effetti anima, lui la chiama energia, ritorna diciamo, nello spazio, nel tempo, dove in realtà lo spazio e il tempo non esistono. Noi lo percepiamo perché stiamo nel corpo umano, ma al di fuori, diciamo, se un'anima coscienza, come la vogliamo chiamare, sta al di fuori del nostro corpo, non percepirà il tempo e lo spazio, non ha concezione di un tempo. Cioè quello che per noi sono 10 minuti per loro non sarà nulla. Cioè, è complessa la situazione, non è una cosa che possiamo fare così facile, quindi sono tante cose, purtroppo poi dipende sempre da uno come la vede. È come i terrapiattisti, ragazzi, i terrapiattisti sono convintissimi che la terra sia piatta, quindi possiamo parlare all'infinito con uno che è convintissimo che la terra è piatta, non faremo nulla. Sì, sì, ragazzi, questo argomento è più complesso di quello che può sembrare e come tutti i ragionamenti sono difficili, cioè a finale io perlomeno credo che un creatore ci deve stare, che ha creato tutto ciò, rimane sempre un mistero, questo sì ragazzi, non ci sta dubbio, quindi però no, neanche io ho sempre sostenuto, guarda, rispetto a tutti gli amici terrapiattisti come io li chiamo, anzi come si chiamano in effetti, non è che li chiamo io, però dire che la Terra è rotonda è un po'... allora, è una sfera, diciamo non proprio rotonda, però una volta un ragazzo mi ha fatto una domanda, se quelli del Polo Sud, ma come vedete, aspetta, stanno a testa in giù, perché non cadono? Quindi noi abbiamo i nostri piedi sopra le loro teste. E io ho risposto no ragazzi, vedete che la forza di gravità spinge sempre il corpo sangue verso il centro, quindi anche stando ipoteticamente no, Babbo Natale Babbo Natale non esiste, è una credenza, essendo il polo sud, il polo nord sopra e il polo sud sotto, allora erano convinti che quelli del polo sud, siccome stavano sotto, dovevano vedere. Ma io dico, guarda, c'è sta la forza di gravità e poi il corpo viene sempre attirato al centro del nucleo e quindi loro è come se stessero a testa giusta come noi, normali. Geograficamente sì, come dicono loro che stanno sotto, ma non stanno sotto perché la forza di gravità è il nucleo che porta sempre il corpo al centro. Quindi anche l'Italia in effetti sta a 60 gradi, quindi anche noi dovremmo stare a testa in giù in effetti. Quindi sono tante le teorie. Allora, guarda, a proposito di questa premorte, ti posso assicurare che, meno male, che ho vissuto poche esperienze di morte e premorte, in effetti, di certi amici che purtroppo per brutte malattie sono andati via. E ti posso garantire, su tutti quelli che sono andato a trovare, giustamente per mia sfortuna, nelle ultime giorni, ore, possiamo dire così, le mogli oppure l'amica, come la vogliamo chiamare, hanno sempre detto che in questi ultimi giorni guardavano, cioè il loro marito guardava e parlava con qualcuno che loro non guardavano, non esisteva per loro. E dicevano che questo avevano proprio come un ragionamento con questa persona. Infatti il mio ultimo amico
purtroppo è andato via un paio di anni fa, la moglie mi disse che lui disse che la mamma era venuta a prenderlo, stava sulla sedia vicino a lui e lui non voleva andare via, quindi ma sono tanti casi che abbiamo sentito così, perlomeno qua a Sud Italia, poi non lo solo. Io parlo della mia regione, Salerno, la Campania, quindi tanti fatti ho sentito così che anche diciamo il suocero di mio fratello negli ultimi tempi, prima di morire, parlava della mamma, del fratello, che il papà che l'avevano venuto a prendere, quindi non credo che sia tutta suggestione. Sì, Ale, ma quella è la cosa, cioè io non voglio pensare che tutte queste parole, cioè queste cose sono tutte inventate. Guarda, io ho sempre creduto nell'anima di Dio e Gesù, ad esempio, la cosa che non sopporto maggiormente, come ho sempre detto, è che la Chiesa, giustamente, con tutti, ma non offendendo i santi, perché io non voglio offendere nulla, però io credo in Gesù, in Dio e diciamo nello Spirito Santo, cioè nella famosa Trinità. Quindi venerare, ma non perché io voglio, non mi voglio giustificare con nessuno, cioè i santi oppure fare un santo per una grazia, a me non mi sta bene, cioè voglio pregare, prego Dio e basta, Gesù, ma non posso rivolgermi a un santo per avere l'intercessione. Ma scusa, io faccio prima di chiedere a Dio un piacere, no? Se proprio voglio una grazia, un aiuto, come sia importante. Saranno persone che stanno vicinissime a Dio, tutto quello che volete, l'ho sempre detto, però io credo solo in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo, cioè al di fuori di queste figure io non credo in nulla. Uno poi dice la mamma, la madre di Dio, per l'amore di Dio, è la madre di Gesù, non di Dio, partiamo da questo, quindi in effetti è una persona che rappresenta tanto nella figura cristiana, però giustamente io prego il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo. Quindi se voglio un piacere mi rivolgo a Dio stesso. Non ho bisogno di cercare un piacere a un santo che lui deve intercedere per parte mia con Dio per farmi un piacere, no? Io prego Dio, dico Dio fammi stare bene, Gesù fammi stare bene, faccio prima. Però questa cosa qui ha fatto fare un sacco di soldi alla Chiesa, questo è il discorso finale che volevo portare. Quindi hanno fatto tutta questa cosa per fare denaro. Quindi la Chiesa per detto non mi piace da un punto di vista, però l'importante è credere in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo, poi ognuno crede quello che vuole. Voi ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo al prossimo video, qualche argomento più interessante, più sfizioso, sempre lo trovo, una buona notizia ragazzi, sempre a Gedruà. Purtroppo le ultime notizie sono sempre uno peggio dell'altro. Ciao Alessandro, ciao Ale, ciao Anna, ciao.